Celeste, insomma tu vieni da Mendoza, Argentina, una nazione anche questa straordinaria per l'immigrazione veneta, rappresenti i giovani veneti nel mondo, bisogna citare l'Argentina come un esempio. Ricordiamo che negli anni 90 l'Argentina ha avuto una grandissima crisi, abbiamo avuto esattamente il contrario, tantissimi argentini di origine veneta ritornavano in Italia, mentre oggigiorno insomma, l'Argentina si è risollevata e si ripropone nel mondo del mercato in maniera eccezionale. Per i giovani com'è la situazione adesso in Argentina? Adesso la situazione è un po' meglio che negli anni 90, l'Argentina ha ripreso le sue attività, ma noi sempre siamo come abituati a avere dei momenti di crisi. Sempre abbiamo in Argentina un'attività creativa per poter uscire dalla crisi. Noi per esempio sempre si fanno delle cose, si guadagnano soldi per gli eventuali crisi che si possono avere anche in Argentina. Ecco, tu mi dicevi che sei avvocato e che quindi hai saputo comunque ritagliarti in un tuo segmento di mercato e quindi lavoro c'è per i vari settori, basta avere volontà, giusto? Sì, giusto, basta avere volontà, c'è lavoro nei diversi ambiti del nostro territorio, anche perché è un territorio immenso, l'Argentina. Immagino, è molto bello fra l'altro si mangia della carne straordinaria, ma senti una cosa, due cose esattamente, innanzitutto quanto importante è l'origine veneta, come si riesce a conservare l'origine veneta in Argentina, nello specifico anche dalle tue parti, sei brava a cucinare. No, io non sono brava a cucinare, ma l'origine veneta, mio papà è nato qua a Belluno, è venuto nel dopoguerra nel 51 con i suoi genitori logicamente. E là si hanno tutti i veneti che abitano in Argentina generalmente sono stati imprenditori, forse nei primi tempi hanno lavorato come operai in qualche ditta, ma dopo sempre sono stati imprenditori. La storia di mio nonno era che era un imprenditore, ma i suoi figli, mio papà e mio zio, hanno studiato all'università, che anche l'accesso all'università in Argentina a quel tempo era un po' più facile che in altri paesi del mondo, e da allora loro due si hanno dedicato alle sue professioni e non hanno ripreso l'attività imprenditoriale, ma gli altri veneti generalmente fanno delle attività imprenditoriali che sono di eccellenza anche come in tutte le parti del mondo. Ecco, quanto orgoglio c'è comunque negli italiani, nei veneti, in Argentina, poter dire sì, sono di origine veneta? C'è un orgoglio abbastanza grande, noi abbiamo ad esempio in Mendoza tutte le gelaterie sono d'origine veneta, non ci sono gelaterie di un'altra origine. Anche la metalmeccanica in un tempo era tutta veneta. Noi abbiamo per esempio con lo sforzo dei nostri soci dell'Associazione Veneta abbiamo un salotto bellissimo dove facciamo le nostre riunioni, mangiamo anche la polenta e facciamo ogni 3 mesi un grande pranzo per riunire a tutta la comunità. C'è sempre il problema che i giovani ancora non riescono a capire come introdurre i suoi sogni, le sue attività dentro queste associazioni che in un tempo erano grandi, avevano molte cose da fare. Anche con la crisi in Italia abbiamo dei problemi per coinvolgere i giovani, ma penso che lo capiranno in qualche modo.